Buonasera a tutti, ben ritrovati, buon martedì sera, nuova puntata del Salotto di Bella. Io spero che siete tutti messi belli comodi, belli tranquilli, perché noi da questo momento in poi staremo insieme e dobbiamo dedicarci solo ai nostri artisti. Voglio mandare innanzitutto un bacio a Luigi Bulla, che oggi non potrà essere con noi. Luigi, mi raccomando, un in bocca al lupo grandissimo, anche perché lui in questo momento è fuori per faccende lavorative. Ringraziamo anche il nostro sponsor, il Tricheco, e ringraziamo il nostro sponsor Classimo, che come ben potete vedere ogni settimana ci permette qui di avere questa fantastica poltrona, che poi più che una poltrona è un trono, tutto realizzato in legno, tutto realizzato a mano. Grande Classimo, in via Mongibello, adesso non ricordo il numero, a piano tavola. Io mando un bacione e dopo ne parleremo in maniera più approfondita. Intanto io mi siedo, perché appunto non abbiamo Luigi, come dicevo poc'anzi, ma oggi ci dedicheremo in todos e per todos ai nostri ospiti, quindi li vado subito a salutare. Buonasera ad Erika Irlandesi. Buonasera. Principessa Bella, bentornata. Grazie. Poi abbiamo un altro ritorno, Antonio Zinna, buonasera, con quel sorrisino sotto già mi spavento. Dov'è il microfono? Qui, allora aspetta, rifacciamo. Buonasera Antonio Zinna. Tra l'altro è staccato, ok? Devi accendere la luce gialla, e tu lo devi accendere la luce gialla, non lui. Fai ciao. Buonasera Antonio Zinna. Buonasera Mary, ma io non me ne sono mai andato, quindi non è neanche un ritorno. È stato messo lì in un angolino, si era sfracellato Sì, sono stato qua. Sfracellato, va bene. Come stai? Bene? Mi sto riposando al solito, quando vengo qua. Ti rilassi. A riposo, stai tranquillo. Dopo mi racconti cosa hai fatto di così faticoso in questo periodo. Poi Francesco Scuderi, bentornato anche a te. Grazie, buonasera a tutti, ciao Mary. Come stai? Un piacere riaverti con noi. È un piacere riavere anche lei, Giulia Bella. Buonasera tesoro, bentornata anche a te. Grazie. Tutto bene? Sì, bene, tutto bene, grazie. Sono contenta anche perché in questa puntata sicuramente avremo modo di chiacchierare in modo più approfondito con i ragazzi. Cercheremo un attimino di capire questo periodo come sta andando, dato che comunque è un periodo anche abbastanza particolare. Sicuramente il campo del cantante, dell'artista, è il campo che ne sta soffrendo di più in assoluto. Ma non per qualcuno, perché ci sono tante belle novità, e quindi io inizierei immediatamente a parlare con la mia Erika Irlandesi. Buonasera innanzitutto. Buonasera. Come va? Passato un buon fine settimana? Sì. Oggi posso chiacchierare un pochino più con loro, visto che sì, non mi dite che non posso chiacchierare, stasera chiacchiero io, sarò una chiacchierona, sappiatelo. Avete voglia di dirmi no? Sì, ora iniziano, ora incominciano, stringi, no. Allora, stavamo dicendo, questo fine settimana è stata una settimana, diciamo, abbastanza calda. Sei andata al mare tu? No, ecco, nemmeno io, non ti preoccupare, era solo per sapere in caso mi sarei ingelosita. Però ci sono delle belle novità. In caso ci andiamo insieme. Ora ci organizziamo, brava, mi hai dato una bellissima idea. Ci sono novità? Sì, allora c'è una novità molto bella. Sì, mi hanno chiamato dalla Tunisia per fare una bella tournée. Ecco, non mi veniva. Di 15 giorni. Di 15 giorni, che io voglio innanzitutto ringraziare Ines, Dalì, Bozid, Sameh, Bashira e Khadija. Esatto. Questi, diciamo, ringraziamo tutta la Tunisia, perché Erika in questo periodo che è abbastanza complicato, ed è proprio per questo che dico, dato il periodo, diciamo che ha avuto un riscontro molto bello, perché è stata appunto contattata dalla Tunisia per questo tournée di 15 giorni. Si partirà proprio da Tunisi. Sì. E infatti noi facciamo anche un saluto alla Tunisia al completo, a tutte le persone che ti vogliono. Sei emozionata di questa cosa? Tantissimo. Vedi che è una cosa molto molto bella, che non capita tutti i giorni, insomma. Una tournée in un periodo così, 15 giorni, andare in Tunisi è una soddisfazione. Già stai a Tunisi, scusatemi, va bene, ogni tanto io sapete che sono quella delle papalate, dicevo, sarà una bellissima avventura. Man mano che si avvicinerà il giorno ne continueremo a parlare, sicuramente avremo anche più informazioni e renderemo partecipi tutti, anche perché comunque pur noi non potendo essere lì vicino a te, grazie ai cellulari possiamo starti accanto con le dirette e tanto altro ancora. Certo. Lo so. Senti, invece con il nuovo brano che punto siamo?
Ci stiamo lavorando. Salutiamo Sebi Patanè, Certo. che c'è proprio in realizzazione il duetto. Va bene. Ok, dopo continueremo a chiacchierare, iniziamo a cantare. Sì. Cosa cantiamo Mezzo stasera? rubato. Io oggi ti ho salutato con questa. Prendi il microfono. E noi cantiamo, si inizia il salotto di Bella con Erika Irlandesi. Stasera fare una stella, ma forse tu sei più bello, perché mi piace il colore, la luce adoro. Già, sto cuore mi è rubato, per colpe che sta guardando, che mi ha portato a tu te. Vieni, ti sto invitando a rincuore, mi sento, ma com'è forte che sta male di balle, come mi mangia con questa fantasia, voglio st'amore. Vieni, perché mi piace solamente tu, dimmi, che stasera non vernisce più, guarda, per mezze stelle ma ci manca tu, da già rubato. Io questa notte non mi rendo, ti desidero, se mi avvicino a questo cuore non puoi dirti no. Mi sono persa, ora mi sento un po' ridicola, mi hai fatto emozionare, mi hai fatto innamorare, mi gioco tutto adesso perché voglio stare con te. Voglio che tu stasera in ballo solo insieme a me, tu scende pazze ma nessuno mi può trattenere, tu vuoi avere con me stanotte fino alle 3. Io che mi son persa, lo ammetto, che parlo non me ne importa, per me tu sì che sta musica. Vieni, ti sto invitando a rincuore, mi sento, ma com'è forte che sta male di balle, come mangia con questa fantasia, voglio st'amore. Vieni, perché mi piace solamente tu, dimmi, che stasera non vernisce più, guarda, per mezze stelle ma ci manca tu, da già rubato. Io questa notte non mi rendo, ti desidero, se mi avvicino a questo cuore non puoi dirti no. Mi sono persa, ora mi sento un po' ridicola, mi hai fatto emozionare, mi hai fatto innamorare, mi gioco tutto adesso perché voglio stare con te. Voglio che tu stasera in ballo solo insieme a me, tu scende pazze che nessuno mi può trattenere, tu vuoi avere con me stanotte fino alle 3. Ti sto invitando a rincuorarmi, ma com'è forte che sta male di balle, fammi viaggiare con questa fantasia, voglio st'amore. Vieni, perché mi piace solamente tu, dimmi, che stasera non vernisce più, guarda, per mezze stelle ma ci manca tu, da già rubato. Grazie. Adesso passiamo al prossimo brano, firmo io. Si me voglio in questa città,
qualche cosa non sanno permettere. Noi siamo generazione di oggi, ci piace così. Facciamo tante quasi tutte le sere e ci incazziamo pure coi genitori. Noi non capiamo che stiamo sbagliando, capiamo solo che ci siamo divertiti. Ci passiamo una giornata a fare i selfie e di studiare non ne vogliamo sapere. Noi lo capiamo che stiamo sbagliando, però continuiamo a lo fare. E qua chi dice qualche cosa non sanno permettere. Noi siamo generazione di oggi, ci piace così. Brava nostra Erika! Grazie. Siamo noi, questo brano che spiega un po' la generazione di oggi, che poi fondamentalmente un po' sono tutte le generazioni con questi pensieri. Ed è bello quando si è giovani, quando si è in questa fase in cui si litiga con i genitori che rompono le scatole in un modo incredibile, però è sempre un piacere. Vieni, torna vicino a me tesoro, facciamo ancora un applauso per Erika. Sì, anche Sonny dice bei tempi, è vero, bei tempi. Senti, ma io so che a breve ci sarà anche qualcosa di molto molto bello, proprio tra poco? Diciamo o non lo diciamo? No, ancora no. No? Lo teniamo per noi allora? E poi lo diremo più tardi se ci riusciamo. Antonio Zinna? Antonio Zinna? Dimmi. Buonasera. Stavo riposando. Buonasera, cosa Buonasera adesso No, questo ormai lo sai. Sì, è la bacchetta l'ho messo, lo sai. A me mi sembrava che dirigevi l'orchestra. A me sono sempre quello della bacchetta. Sei quello della bacchetta. In che senso? Vabbè, poi te lo spiego. Antonio Zinna. In che senso? Sei troppo malizioso. Allora, io non lo sono, siete voi che tu sei dici troppo va bene, malizioso. mai fatto. Sarà bacchetta. Parliamo seriamente. Che ne pensi tu della canzone di Erika Simonui, la generazione di oggi? Che tutti ci siamo passati in quella fase che litigavamo con i genitori, che ci stressava, forse i maschi di meno Io delle litigavo femmine. anche con me stesso, quindi era Vabbè, ma quello tuttora io lo faccio. Quindi. No, aspetta, vuoi capire una cosa? Se per i maschi la fase è diversa rispetto alle femmine. Questo non lo so dire. Tipo tuo papà ti stressava. Non sono stato giovane. sono nato così. Non sono stato ragazzo, quindi la la diversità non la so. No, voglio sapere, quando tu eri tipo giovane, no? No, che ora sei vecchio, quando avevi 15 anni. Era tipo il papà stressava, dovevi tornare a casa, se uscivi col motorino, dove stai andando? Devi tornare, è alle 8, perché la mia generazione era quella che alle 8 io dovevo essere a casa. Allora, partiamo dal fatto che il papà non c'era, quindi Ah, ok, vero, scusami. questa cosa hai ragione, non c'è bisogno, no? La mamma. La mamma, sì, però alla fine sono stato sempre molto indipendente. Come si dice, tosto nel frattempo, molto. Ma di solito i tosti si vivace. faceva di nascosto dai genitori. Sì, ero molto Vivace. Esageratamente. Tipo Bart non sono stato io. Bart No, Simpson. ma Bart sono stato io, però. Ah, vabbè. Te lo dicevo che ero stato io. Ah, va bene, smettila di guardarti. Va io bene? stavo guardando. Smettila, è meglio quando la telecamera Io al quando la contrario, televisione è girata. al contrario. Va bene, comunque a parte tutto, mi fa piacere ritrovarti qui insieme a noi al salotto. Piacere anche per me. Ci Non sono mai andato, quindi. È vero, lo so. Sei tornato, sempre a casa. No, vabbè, non eri davanti alle nostre telecamere. Adesso Ero sei di là, eri di là a chiedere l'acqua a berla con i bicchieri piccoli, quelli del caffè. Ma dove sono i bicchieri? Non ci sono oggi, prima che li fate cadere a terra. Scusate, dopo ora li- devo guardare. Cioè, Devi guardare la telecamera. aspetta, guardo là. Vabbè. Non ci sono i bicchieri, non c'è Luigi. I bicchieri vengono dopo. Tu metti i puntini su lei, poi i loro fiori spuntano, possibilmente spunterà anche Luigi. vabbè. Capito? Ecco. Oh. Beh, ci siamo noi, dai. Ecco, detto È questo, qualcosa. che poi scusa, mi stai sminuendo? Assolutamente. Sappilo, mi stai sminuendo, Ma e poi Antonio mai? Zinna? Ma e poi mai? Tu sei il perno centrale, ci mancherebbe. No, non ho finito di parlare ancora con Antonio. non ha finito, ancora devo mangiare. decido io quando devo finire. Ancora.
No, adesso torniamo seri. Abbiamo giocato perché so che con te posso permettermi di fare questo, perché si scherza e ci divertiamo. I programmi serali sono belli anche per questo, perché dato il periodo, infatti prima questa stavo dicendo, ho detto questo a inizio puntata, in questo periodo così difficile sicuramente chi ne risente tantissimo sono gli artisti, i cantanti, perché magari non si può andare a cantare in piazza, si deve stare chiusi, non si può fare tanto, però grazie alla TV riusciamo ad entrare comunque a casa delle persone, e forse possibilmente io sono del parere che tramite una TV le canzoni, i brani vengono ascoltati di più rispetto a una piazza, e quindi questo è poco ma sicuro. Poi per quanto mi riguarda, sinceramente, ora ritornando seri, sì, ha colpito un po' questo virus, questa situazione, insomma, questa situazione creata, insomma, il discorso sarebbe lungo, però per quanto mi riguarda sta andando abbastanza bene anche la situazione musica artistica, sì. Quindi non mi posso lamentare. Ci sarebbe un po' da parlare, il tempo penso che non c'è, però... No, però magari pian piano scopriremo tanto. Io volevo sapere, perché l'ultima volta che eravamo stati qui insieme mi avevi appunto detto che c'erano delle belle novità, che si stavano preparando qualcosa. Voglio sapere se si sta continuando a muovere verso quella direzione. Mi volevo legare anche al discorso di Luigi che non c'è, quindi non lo posso insultare. Non lo puoi... Guarda, ti aspetteremo la prossima volta. Eventualmente voglio semplicemente sapere se la direzione si sta continuando a muovere. Si sta muovendo sinceramente abbastanza, molto. Bene, questa è la cosa più bella, è la cosa principale. C'è di mezzo Napoli, infatti dovrei spostare, ecco perché volevo dire, sai... perché lui l'aveva detto, che ti ha detto che c'erano degli spostamenti, se non sbaglio. Sì, c'è insomma un manager che vuole insomma l'esclusiva da Napoli in su, alcune serate in progetto, stiamo facendo delle dirette in streaming, già sabato con un collega mio che conoscerai, Valerio. Lo salutiamo, Valerio, molto bravo, assolutamente. Giorno 4 invece una diretta io di qualche ora interamente dedicata a me. Bene, sono contenta, Antonio. Poi c'è un brano nuovo, ci sono alcune serate. Devo dire che ho fatto già anche serate. Feste di compleanno? Sì, nel privato ovviamente. Con tutti gli accorgimenti anti-Covid? Con tutti gli accorgimenti del caso e tutti. Però si deve dire, anche perché l'ho posto, io non... mi prendo le responsabilità di quello che fa. Bene, aveva la mascherina. Va bene, Antonio, sono molto contenta. Io me la devo levare, sennò come andava? Vabbè, fino a quando sei col microfono va bene, sì. Poi non ti devi avvicinare agli altri. A questo punto sono molto contenta di questo andamento della situazione, davvero, ma poi qualche giorno magari mi viene a trovare di pomeriggio, così abbiamo più opportunità per chiacchierare. Cantiamo? Sicuramente. Cantiamo? Tu come stai? Aspetta, tu come stai? Bene, come vedi sono azzurra come il mare. Vabbè, poi ci sono altre, poi te le dico in separata sede. Cantiamo? Proprio le cose mi escono in un modo proprio, ma veramente azzurra, che vuol dire? Come stai? Sono azzurra come il mare, in che senso? Mi manco una scarpe rosa, va con me. Sono blu oggi. Andiamo, cosa cantiamo a proposito? Cantiamo con quello. No, canti con quello. Quale cantiamo? Quale cantiamo? Posso mettere Voglio solo lei. Si parte così. Che mi piace quel modo di fare che hai. Non trovo pace da quando tu sei andata via. Sai che non penso a niente, solo a te. Voglio solo lei, cerco solo lei. Sai che batti il cuore quando esce per strada. L'unica sia lei, bella più che mai. Primami del cuore, poi mi porta lontano. Lontano dal tuo cuore, lontano dal tuo amore. Te ne vai senza me. Sai che mi piace quando sorridi e te ne vai. Non trovo pace nemmeno a notte dormo più. Sai che mi importa ormai solo di te. Voglio solo lei, cerco solo lei. Sai che batti il cuore quando esce per strada. L'unica sia lei, bella più che mai. Primami dal cuore, poi mi porta lontano. Lontano dal tuo cuore, lontano dal tuo amore. Te ne vai senza me.
esce per strada, l'unica sia lei, bella più che mai, primami del cuore poi mi porta lontano, voglio solo lei, cerco solo lei, ferma da un istante e vieni a stringere le mani, resta come sei, non cambiare mai, sulla cima guarda a me mi pare suonare, non farò più l'errore di trascurarti amore, resta qua insieme a me. Continuiamo con Tu sì. Ci siamo? O non ci siamo?
entrambi i brani, Antonio, bravo. A me piace quando arrivi ogni volta scegli sempre brani diversi e sono sempre uno più bello dell'altro. Uno un po' più leggero e un altro un po' più sentimentale. Grazie. Bello. Visto, oggi ti sei fatto anche un complimento. Non è vero, sono sempre gentile io. Bravo Antonio, sono sempre gentile io. Vabbè, ritorno dopo? Sì, no, ritorni sempre, stai qua con noi, non è che te ne devi andare. Ma io mi sento ti accomodi. Mi riposo un attimo. Accomodi. Sì. Riprendi il bacchettino. Oh, Francesco Scuderi, il bacchettino, quello è il bacchettino. Ciao. Ciao Mary. Bacchettino. Il bacchettino. Ragazzi, volete un bacchettino pure voi? Lo potete favorire. Bene, allora se volete. Ok. Tutti che bacchettini? Scusa, non ho capito perché No, tu quello è il suo personale. No, ma noi abbiamo gli altri. Erika ha capito tutto. Cioè, lo puoi prendere il bacchettino. Brava. Francesco, vuoi il bacchettino prima o dopo? No, dopo, Puoi fare dopo. Okiti Pokiti, Okiti one. Era bello questo cartone animato, era bellissimo, era la spada nella roccia. No, ma mi sei mancata. Allora, e con me non ci si annoia mai, si sorride sempre, va bene? Tu immagina quelle donne mummie. Francesco, giusto, con Okiti Pokiti. Ce n'è di quelle. Se ha voglia. Come stai? Tutto bene, Mary. Oh, è un piacere anche per me averti qui anche per te, Grazie. voglio dire, stasera. Sì, cioè, per me anche per averti qui stasera. Oggi Anche sono un per po' me essere qui con dislessica. voi. Ecco. Allora, noi non ci vediamo da quando è stata l'ultima volta che sei stato qui con noi? Giorno 23 mi sembra. Eravamo Eravamo tutti quanti qui, sì. Sempre noi eravamo? Sempre noi. Esattamente. C'era una abbiamo puntata fatto in cui eravamo sempre noi. Sì. Quindi siamo quelli Stessi fissi. posti, stesse persone. Stessa ora. Mi Stessa raccomando. ora. Manca solo Luigino, che lo salutiamo. Salutiamo Luigi. È vero, il 22 di che? Di marzo? 23 marzo, sì. Quindi a più di un mese che non ci vediamo. Esattamente. Bene, come anche per te Francesco, questo periodo ti sta dando un po' di... Parliamo un attimino di queste cose, triste. che è un po' triste, vero? Però diciamo che tutto sommato uno ne approfitta per rimanere a casa e passare un po' più di tempo con la famiglia, che Hai detto una cosa diciamo giusta. che Diciamo quando che si può uscire uno ne approfitta, è sempre fuori, lavoro. invece in questo periodo è sicuramente bravo, hai detto una cosa giusta, Uno che passa più tempo a casa con la famiglia. e forse ci stiamo rendendo anche più conto dei valori importanti. Esattamente. Magari ci rendiamo conto anche di piccoli dettagli che prima non vedavamo, ci rendiamo conto magari di quando la mamma, per esempio, no? Un esempio stupidino, quando la mamma cucina, l'amore che ci mette, quando vedi il papà magari messo lì che fa qualche altra cosa, stando lì ad osservarli nella quotidianità, impariamo forse molte più cose di loro, ci viene anche più voglia. Io devo essere sincera, a me ora la voglia di uscire, sì, ok, c'è perché manca, però mi sto bene a casa. Non cioè, è come prima. Non sembrerebbe mai una ragazza sentimentale, Mary. io tantissimo. No, io sono tipo una di quelle. Io dico sempre che non dovevo nascere in questi anni, io dovevo essere degli anni 60. Pure io. Perché sono in un'epoca Io troppo sono in un'epoca sbagliata. che non mi appartiene. Perché io sono tutta, vabbè, con i miei valori e le mie cose. Con i miei valori e le mie cose. Però hai detto una cosa molto bella, Francesco, e mi fa piacere che hai preso questo argomento. Bella. Invece, parlando del lato artistico, Sì. come siamo organizzati? Cosa Stiamo lavorando piano stiamo piano continuando a al nuovo camminare? brano, Mi Un altro ricordo brano lento come l'ultimo che è us- uscito, sì. che si intitolava Lei. Aiutami lei, bellissimo questo brano. Mi ricordo che l'abbiamo passato qui su Bella tantissimo, con Milena dicevamo questa canzone è di una bellezza davvero Grazie. estrema. Io sono più per l'altro. Sei quella che voglio. Esatto, che quello adesso- me lo sono suonato e risuonato e me lo suono ancora tuttora. Però devo dire che sei anche tu molto bravo e stai in entrambi i casi, sia il brano movimentato che quello più sentimentalista. Grazie. Tu sei più per il movimentato o il sentimentale? Ma insomma, in base. Quando Come ti sono senti? più sentito per quello sentimentale sono Vadi a giorni. con va. va bene, ok. Giorni. Quali cantiamo adesso? Adesso è il primo brano, Femmine Casa. E allora andiamo davanti al centro del palco e noi cantiamo con Francesco Scuderi. Adesso esco di casa, mo io non vedo l'ora, voglio abbracciarti ancora, voglio sentire il profumo di te, l'emozione si mana, tremana, sento voglia pazza ed passare.
Adesso il brano Lei. Con quella faccia d'angelo hai fatto centro senza mu parlà, ci avrei scommesso l'anima, avrei lasciato questa mia città, poco che la femmina che mi ha distrutto l'anima, che adesso va a incontrare, e fuoco nella mente la sua immagine è presente, sempre in cuore tutta vita da restare, non si può cancellare ogni momento, far l'amore, facci carezze e brividi, attimi indescrivibili, ricordi indissolubili, non messaggi oscurità, quegli occhi che mi ingannano spariscono in un attimo, mi danno quel sapore come se ne fosse qua. Sarà il suo profumo che è rimasto dall'anima a non fa compagnia. Qual è la differenza di amare chi non ama e mai più tornerà? Potremmo andarla al diavolo, ma è solo frutto della fantasia, questa mia pazza gelosia, pensare che ora lei non è più mia, ma guarda che la femmina ormai non si cancella più, per sempre dentro me, e fuoco nella mente la sua immagine è presente, e sempre in cuore tutta vita da restare, non si può cancellare ogni momento a far l'amore, facci carezze e brividi, attimi indescrivibili, ricordi indissolubili, non messaggi oscurità, quegli occhi che mi ingannano spariscono in un attimo, mi danno quel sapore come se ne fosse qua. Sarà col suo profumo che è rimasto dall'anima a non fa compagnia. Qual è la differenza di amare chi non ama e mai più tornerà? Qual è la differenza di amare chi non ama e mai più tornerà? Grazie. L'ho detto io che bella questa canzone, è Grazie. sempre bellissima a riascoltarla. Bravo Francesco. Grazie. Questa chi l'ha scritta, questa canzone? Questa canzone l'ha scritta un autore napoletano. Molto bravo, complimenti. Grazie. Primo ascolto te ne sei innamorato, scommetto. Hai detto è mia. Sì. Hai fatto bene perché è davvero molto bella. Tu sei molto bravo. L'altro brano l'ho salvato per ultimo. Sì, così ce lo balliamo. Bella, va bene, grazie Fra. Quella la voglio poi- dedicata, Sì. Allora, Giulia, buonasera anche a Buonasera, te, Valeria. bentornata. Come Grazie. stai innanzitutto? Tutto bene, Bella, tutto ti vedo bene. splendente come sempre. Grazie. Allora, l'ultima volta anche con te eravamo questo quintetto, in questo Sì. caso c'era il Sestino che oggi manca, il nostro Sì. Luigi che salutiamo. Sì. Sempre perché sono sicura che anche se non può essere qui con noi sicuramente un'occhiatina vedendo. sì. Perché siamo sempre in diretta a Facebook. A proposito di questa cosa mi sono dimenticata di dirla, siamo sempre in diretta a Facebook, quindi se magari siete in macchina e ci state ascoltando vai, ricordalo. Radio 103.7 e canale 814 del digitale terrestre. Esatto, la nostra Erika super bravissima. Questi sono i nostri contattini. Qualora non siete appunto davanti alla TV potete guardarci tramite Facebook o tramite l'applicazione o tramite il sito, insomma ovunque dovunque. Comunque se non siete in Sicilia o in Calabria fino a dove arriva il nostro canale appunto in TV, in qualsiasi parte del mondo arriviamo lo stesso. E quindi salutiamo Luigi che è fuori. Sì.
Gli mandiamo un bacio. Allora, stavamo dicendo, noi il giorno 22, come ha detto Francesco, ci siamo visti. Sì. Qui eravamo insieme, abbiamo un po' chiacchierato, abbiamo scoperto anche alcune cose di te che magari non sapevamo. Adesso come sta andando per te anche questo periodo un po' burrascoso, antipatico? Sì, ma comunque le serate non mancano, ovviamente Gli eventi privati, sì, ovviamente, compleanni e tutto il resto. Sì, Tu sì. invece, tu ancora vai a scuola, giusto? Sì. Cosa succede? Adesso andiamo un po' a scoprire l'area più intima, no? Di solito abituati ad andare a scuola con i compagni di classe. Si è tornati a scuola oppure Sì, a scuola. Facciamo una settimana a scuola, una settimana a casa. In che senso? E come si studia? Una settimana in video lezioni. Ah, questa cosa è drammatica andare in video lezioni. Sì. Vero? Infatti io preferisco ovviamente la presenza, scuola. sì. Perché là ti devi alzare e ti devi sistemare. Sì. Però andare in video uno magari con un occhio mezzo chiuso Sì, è un po' infatti antipatica. sembra così, tipo lì 5 minuti prima mi sveglio. Invece quando sono a scuola, quando andare a scuola mi sveglio tipo 2 ore prima. Ecco, quello è un poco pesante. Ecco, sì. Va bene, senti, invece per quanto riguarda news nell'area artistica, c'è qualcosa in preparazione che bolle in pentola? Sì. Abbiamo un brano già pronto che a breve uscirà. Quindi già video girato? No, il video manca. Ah, ok, quindi bisogna girare il video. Possiamo svelare qualcosina di questo brano oppure no? Lo teniamo tutto segreto? Ok, No. ti faccio una domanda io. Amore? Sì. Movimentato o lento? No, è movimentato. Movimentato, quindi ci fai ballare? Sì. Bello, allora ci piace. Va bene, Giulia. Adesso cosa cantiamo? Dammi il tuo amore, che è la mia canzone. Prendiamo il microfono dal centro del tavolo. Vuoi prendere il bacchettino? No. No, va bene, ok. Oggi sono scherzosa questo bacchettino. Voglio salutare a mio nonno, a tutte le mie zie, alla mia famiglia e ai miei fratelli. Perfetto, come si chiama il nonno? Nonno Pippo. Lo salutiamo, nonno Pippo. Gli mandiamo un bacio grande. Mettiti al centro proprio, Giulia, così sei davanti alle nostre telecamere in pienos e andiamo proprio con il primo brano. Giulia Bella. Forte dentro me, io sento solo che mi batte il cuore, batte il cuore, batte il cuore. Ma come hai fatto non so più il perché, non penso a niente, penso solo a te. Credi che tu mi hai fatto innamorare, innamorare. Mi sbatto il cuore solo quando vengo a te. Io non capisco niente che da me. Ti voglio, dammi il tuo amore. Sei tu il calore dell'estate dentro me. Se non ci sta solo tengo a te. Che brilla dentro il mio cuore. Mo sono innamorata di te. Questa sensazione non l'ho mai provata. È una confusione forte dentro me. Mo sono innamorata di te. Non sacci come quando è capitato. Sacci che sono pazzo solamente di te. Niente ti posso umiliare, niente ci posso fare. Se ormai mi è capitato, mi è pigliato, tu stai fisso qua. E mo, come ti dico che mi sono innamorato. È la prima volta che succede ancora. Mo manco l'aria, mo sul tasto solo. E m'annamoro. Mo sbatto il cuore solo quando vengo a te. Io non capisco niente dentro a me. Ti voglio, dammi il tuo amore. Sei tu il calore dell'estate dentro me. Se non ci sto solo tengo a te. Che brilla dentro il mio cuore. Mo sono innamorata di te. Questa sensazione non l'ho mai provata. È una confusione forte dentro me. Mo sono innamorata di te. Non sacci come quando è capitato. Sacci che sono pazzo solamente di te. Sono innamorata di te. Sono innamorata di te. Non sacci come quando è capitato. Sacci che sono pazzo solamente di te.
so pazzo sulla vendita. Vi farò ascoltare il brano Non Torn con Michael, che saluto, e saluto anche la signora Fina. Perché tutti nudi là, tu non mi puoi condannare, se non senta voglia di passare e da stringere. Se voglio telefonare, prego rispondimi, vedrai tutto passerà, con te voglio vivere. Come mi posso scordare, si mi è fatta innamorare, è modo desidero. E non torno per pietà, che stai male che già fa, mi può dare quello che vuoi, ma io non ritornerò. Io provo che fa, tutto si da me non dipendere, ti me l'hai fatta girare, che tu volevi perdere, non tornavo con te, non ti volevo più vedere, e mo rispetta me. Voglio soltanto sapere perché vuoi distruggere, e cose fatte con me, perché trovi noi là. Non dorme e prega Gesù, che si donna non desse più di volte una stella. Complimenti la nostra Giulia, scusami, stavo parlando prima fuori di là che questo brano è uscito 2 anni fa. Sì. E come si vede i cambiamenti, no? Perché sei in un momento di vita in cui i cambiamenti si notano tanto, sempre bella e tipo sembra una vita, invece sono passati solo 2 anni.
sempre brava. Adesso Grazie. siamo curiosi di ascoltare il nuovo brano. Facciamo un applauso alla nostra Giulia Bella, brava sempre, Grazie, complimenti. Allora, ritorniamo di qua da quest'altra parte, perché siamo arrivati al giro finale, quello dedicato anche ai saluti, quello dedicato ai contatti e a tutto quello che c'è da ricordare. Allora Erika, ritorniamo insieme. Innanzitutto dobbiamo dire una cosa che prima non abbiamo detto. Sì, allora io intanto voglio annunciare che giorno 10 registrerò finalmente il brano, quello che ho scritto insieme a Samuele Magliocco, che ci tengo a salutarlo. Poi voglio salutare pure l'altro mio autore, Salvatore Principe, che gli mando un bacio. Poi saluto pure Salvo Nicolosi, Fabio Mangani, che annunciamo pure che venerdì dalle ore 20 ci sarà il programma Storie e Musiche qui. Salvo Nicolosi, Erika Irlandesi e Fabio Mangani. Esatto. Poi c'è un venerdì Erika Irlandesi, Fabio Mangani e Salvo Nicolosi, e l'altro venerdì e l'altra settimana c'è Francesco Dore, Gabriele Giuffrida e Erika Irlandesi. Quindi un venerdì con un trio e un venerdì con un altro trio. Sì. Però i venerdì siamo sempre insieme, Certo. in un modo o nell'altro. Poi dovevamo fare qualche altro saluto? Allora, sì, voglio salutare Rossi Milano, che con lei anche abbiamo fatto una bella amicizia. Volevo anche... Gli mandiamo un bacio a Rosy, Un fantastica saluto. e bravissima, e ti aspettiamo, Rosy, un in bocca al lupo Sì, sempre. venerdì è qui con noi. Ah, bene, abbiamo anche questa bellissima news. Ah, salutiamo pure Sepi Patanè, che C'è il duetto tra poco. E poi un bacio grande lo mandiamo anche a Sara. a Sara, non la dimentichiamo, tutta la sua famiglia. Un bacio grande. Sì, abbiamo finito. Poi Basta. ricordiamo. Ho finito. Aspetta, l'ultima cosa. Ricordiamo i contatti Facebook e Instagram. Sì, su Instagram Erika Irlandesi Official e su Facebook Erika Irlandesi. Perfetto, detto fatto. Prendiamo solo il microfono nel centro dell'ottavolos. Cosa cantiamo? Lo sai che ho visto Erika Irlandesi, Erika _basso irlandesi. No, per favore, anche tu. Official. Ma no, ma basta con questi trattini bassi. Grazie papà. Ah, non ne posso più di trattini bassi io. Aboliteli. Tutta sta tensione, io non trovo più le parole, non mi trascuro mai, per me sempre ci stai, come tu vuoi.
Grazie papà, un altro brano bellissimo della nostra Erika. Brava, brava, brava. Grazie. Ci vediamo venerdì noi, giusto? Sì. Va bene, torna qui vicino a me. Il microfono mettilo lì. Grazie. Allora, Antonio Zinna, ritorno da te. La sua bacchetta. Voglio pure io sto. Cosa stai facendo con quel bacchettino? Buonasera. Come stai? Bene? È cambiato qualcosa 10 minuti fa fino a... Vedi, lui vuole fare il furbetto, vuole fare quello sbreaks in the house e l'ha fatta volare. No, non ti... Già c'è devi parlare al microfono, se no non ti Dottore, senti. buonasera. No, già ci ha pensato un altro tuo collega a buttarlo a terra. Eravamo qui una sera, ha sdirubato in gergo. Non ti preoccupare. Esatto, in gergo anglosassone proprio. L'ha proprio letteralmente. Mi è finita con i tacchi a raccogliere tutti quei fiorellini di là dentro, il purpurri. Purpurri, che poi a proposito di purpurri, ci vorrebbe lo sprofumo dentro lo spurpurri. Scusas. Allora, io ogni tanto vorrei lo microfono da quella parte. Antonio, allora. Giustamente loro non sentono quello che è dall'altra parte. Certo, ci vedono a noi ridere, dicono ma che ridono questi. Vabbè. La fassa? Una fassa. Allora, Antonio Zinna, andiamo in chiusura perché siamo quasi alle battute finali. Ricordiamo quelli che sono i tuoi contatti e se c'è qualche saluto in particolare che vuoi fare. Hai TikTok tu? Perché tutti hanno TikTok, l'hai fatto anche tu? Purtroppo ecco. Sì. E dai, diamo. Lo uso poco, Ora dopo lo diamo. Lo uso niente. E allora diamo quelli che sono. Questa è sempre la regia che parla. Vi giuro, io sono una brava ragazza. Sono loro che fanno le battutacce. Ci devo andare di mezzo sempre C'è io. una regia molto spiritosa. Vabbè, sempre Sonia. C'è un suo franco che ha ammocciato, pare che non bara. No, tra poco gli vedrai alzare le mani e fare il tipo come movimento della mungitura. Sai qual è il movimento della mungitura? Sì. Fai il TikTok, lanciamo la nuova challenge, la mungitura. Comunque, per quanto riguarda il mio profilo, alla fine sono sempre analoghi. Antonio Zinna, dovunque, su Facebook, su Instagram. Senza official, senza page. Sì, c'è anche la pagina. Sì, perché c'è anche la page. Antonio Zinna page, mi sono dovuto adeguare, ho aggiunto page. Perché pagina no, noi siamo international. Page, se andava la lingua tedesca, non so come l'avremmo detto, però Ricky Sound, Billy Bond. Mi sono anche dimenticata che cosa ti stavo chiedendo. Guarda. Mentre tu te lo ricordi. Ricordiamo i salutini. Ricordiamo i saluti? I tuoi, devi fare i salutini. Ricordiamo i saluti. Tu ricordati cosa mi devi dire? Che ti volevo dire? Fai i tuoi salutini. Ricorda tutti i salutini che dovevi fare. I salutini. Allora, io saluto Desi, Maria, Rosanna, Barbara e Angelo, sorelle e fratelli. Famiglia allargata. Sono tutte veramente tutte saluto, non l'ho fatto mai. Saluto mia mamma. Bella, che non l'ho fatto mai. Bravo. Saluto mio padrino, che è colui che mi ha fatto da padre, Maurizio, come bello. E continuo con la famiglia salutando Orazio Buonaccorso, Rossella, Francesco, Armando e Gioele, mio figlioccio che è qua. Dov'è? Là. Qua seduto in prima fila. Ecco, bella questa cosa. E cosa cantiamo? E cantiamo a questo punto Non riattaccare, un altro brano vecchio ma nuovo per qua, no? Parlando di Bella Radio. No, è vecchio nel senso che è un attimino più datato come uscita, ecco, ma come suonata su Bella è più innovativa. Io non l'ho cantato qui, su questo palco, seduto così. Non lo so se è regge, non lo so, è by Ikea quello, quindi No, non riattacca, fammi parlare, mi sento solo io, voglio sai, per non nasci dalla tua vita, solo un minuto sì, odio per non morire, sotto i piedi strisciale mi sento volare, ma che emozione tu, sei proprio tu, un anello, ma sembra bella, no, niente caffè, io voglio a te, come so cagnato, ma pare proprio, quel giorno è dentro me, e la pioggia che andava sapeva di te,
da sto cuore sta più bella ancora, non mi dall'occhio degni te, perché a quest'ora ti volessi stare vicino, no, vigna con no, non mi chiama, non lo sapeva tu, piena di me, sciocca perché non mi va tutto, il bimbo come sta, se è fatto rosso già, non ti crede nessuno vuole salutare, ma colpa mia sta più bella ancora, non mi dall'occhio degni te, perché a quest'ora ti volessi stare vicino, ma mi sento male, se ti incontro la gente parla, perché non dice che tu stai morendo solo tu, sì proprio tu, con anno più, ma sempre bella. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Bellissimo questo brano, Antonio, bello, bello, bello. L'ho detto, ogni volta ci proponi sempre brani nuovi, nuovi vabbè. Nuovi. Con la vasta scelta dei brani di Antonio ha l'opportunità ogni qualvolta di proporre un brano diverso dall'altro in ogni puntata. L'hai detto, per come meglio non si potrebbe. Un applauso a Mary, grazie. Grazie da sola, grazie regia. Regia, grazie, mille grazie. Perfetto. Ora sta avvicinando, non si fa ancora troppo. Siete proprio delle cose. Grazie, va! Non per ultimo, a questo punto, per chiudere i saluti, volevo salutare Marcello, Il nostro Marcello Rapisarda, gli mandiamo un bacio. Giuseppe Santonocito, Certo, lo salutiamo. e Raffaele Cottardi, che sono i produttori della mia prossima canzone che uscirà il tempo che facciamo il video. È una storia particolare, divertente, un video. Quanto passerà? carino. Prima di giugno? Prima di giugno? Sì. Prima di giugno? Sì, no, Ecco. entro questo mese. Ah, Dobbiamo va fare bene, il dai. video, insomma, settimana prossima sicuramente faremo il video. Il Quindi video, poi il un tempo- bacio al mio brother Marcello Rapisarda. Lo saluto anch'io e aspettiamo questa bella news. Va bene Antonio, ti puoi sedere, accomodati pure, Vado, grazie. vado. Gracias, ritorniamo a Francesco Scuderi. Eccomi qua. Francesco, eccoti qua. Allora, come di consueto, questo è il momento di ricordi i contatti e se ci sono i saluti, perché Allora, so che i ci sono. contatti sono sempre. Francesco Scuderi Hai trattini bassi in mezzo, pure tu, e Francesco Scuderi Official. senza trattino? C'è, però non lo dico. Ma perché tutti questi tre? Basta ragazzi! Oh, vabbè, me lo metterò anch'io perché è giusto. Mi sa che fa figo avere il trattino basso. Sono l'unica senza trattino. Ok. Questi sono i contatti. Ce l'hai poi- tu TikTok? No. Ecco, Sembra oh. strano, ma io non ho TikTok. Non ha Erika ce l'ha e non l'ha ricordato, vedi lei? Che c'hai TikTok? Ah, Erika Irlandesi 8. Ci sono trattini bassi? No. Ecco. La smetti guarda sta camuliando il solo Dico, io sbicchiere. anche il tic tac, se va bene lo Ce l'hai stesso. qua? Adesso qua no. E allora perché dici che ce l'hai? Se noi lo volevamo? Ce li ho. Ragazzi, volevate un tic-tac? Allora, la Ditegli prossima che lo volta, volevate. Simone, Sonny, Ecco, anch'io. e Lorenzo Scusami. Franco, la prossima volta porto il tic-tac. Antonio Ora che li Zinna. ha nominati, Ora noi vogliamo i tic-tac. vogliamo le Io vorrei tic-tac. ci va. Spirucchia La sta prossima- cosa? la prossima devo- No, tu hai detto io ho anche i tic-tac. Dove sono questi tic-tac? Noi li vogliamo. Vogliamo vedere. Non l'hai a casa, non l'hai nella macchina, quindi. Niente, li puoi tenere. Non li vogliamo più. Comunque, a proposito, un attimo. Questo bicchiere è da cambiare. Di regia. Ve lo dico così, in anteprima, mettiamo sul bicchiere. È il limone e sale dell'altra volta, non l'abbiamo lavato. Io sei acido moriato, scaruto. Non si possono fare queste puntate così, non si possono fare. No, dico, va. Allora, Francesco, dopo il famoso tic-tac che non abbiamo avuto, quindi Francesco Scuderi. Abbiamo detto TikTok che no, non c'è. che non ce l'ho. Poi per i saluti
Spero di ricordarli tutti. Allora, Vai. la mia famiglia, Devi in imparare- primis la mia ragazza. Quando sennò- vieni, devi fare il pezzino. Prendi una bella carta No, e te li no, segni no, tu. no, No, li se li ricordo, ricordi. Ok, sì. allora, in primis la più importante è bravo, giusto? La mia ragazza che ci tiene tanto, poi mia mamma, mio papà, mia sorella, poi un carissimo amico mio che è qui fuori, Giovanni Blando, che lo saluto, gli mando un bacio, salutiamo. che ci teneva. Certo. E poi in generale tutta la mia famiglia e la Neovivo che mi produce video. Tony D'Antoni. il comitato San Nicola, non lo voglio Importante dimenticare, anche. un bacio. Tony è un ragazzo fantastico, Unico, veramente. gli voglio di un bene incredibile, È gli una mando un bravissima bacio. Ma persona. sì, ma lo possiamo dire, Tony è veramente un ragazzo di cuore, soprattutto, Sì. cuore grande. Quando lui si affeziona Non ce n'è per nessuno. non ce n'è per nessuno, e lui te ti vuole anche molto Sì, lo bene, so. perché me ne parla spesso di te. E poi basta, non c'è più nessuno, meno male mi Abbiamo ricordo. salutato tutti in generale, tutte le ciao persone collettivo. che ci seguono, sì. Va bene. Vai al centro del palco che io non vedevo l'ora. Allora, Ora- questa canzone te la dedico. Grazie, perché a me mi piace, troppo, ma veramente, ma mi piace, è bella. La prima volta che l'ho sentita ho detto me ne sono innamorata. L'ho lasciata per ultimo. Brava, hai così- fatto bene. Io non ti ho fatto la storia, te la faccio con questa. Non ti ho fatto la storia prima, adesso la Così la facciamo. facciamo Sì, adesso. con questa. Andiamo con Francesco Scuderi. Vasımı sabık vasımı Kemanış kolyımı famı muri Amami covor amami Come facci con te sia vita mia Ma come sei bella perché so che sei una stella Io ti amo da morire ma nessuno come te Ma come c'è a guerra tu sei quella che hai voglia tutta vita insieme nuovi mari Fatto più vicino a me ti metto scorne ma perché con te vorrei andare lontano Ballammo insieme non ne stringiamo più forte a te sta vita con te sei più dolce io sono con te Tremano, le mani tremano quando mi parli tu mi fai impazzire L'anima, mi sfiori l'anima non potrei vivere senza di te Ma come sei bella perché so che sei una stella Io ti amo da morire ma nessuno come te Ma come c'è a guerra tu sei quello che hai voglia tutta vita insieme nuovi mari Fatto più vicino a me ti metto scorne ma perché con te vorrei andare lontano Ballammo insieme non ne stringiamo più forte a te sta vita con te sei più dolce io sono con che male spogliamo fammi morire Amami, amore, amami come facci con te sia vita mia Ma come sei bella perché so che sei una stella Io ti amo da morire ma nessuno come te Ma come c'è a guerra tu sei quella che hai voglia tutta vita insieme nuovi mari Fatto più vicino a me ti metto scorne ma perché con te vorrei andare lontano Ballammo insieme non ne stringiamo più forte a te sta vita con te sei più dolce io sono con me Ma come sei bella perché so che sei una stella Io ti amo da morire ma nessuno come te Ma come c'è a guerra tu sei quella che hai voglia tutta vita insieme nuovi mari Fatto più vicino a me ti metto scorne ma perché con te vorrei andare lontano Ballammo insieme non ne stringiamo più forte a te sta vita con
Grazie. Grazie. Io ho fatto un'ora di è troppo bella ed ero chiusa, ma dimmi tu. Comunque è troppo bella, Francesca. Grazie, Erika. Mi piace sempre tantissimo questa canzone. Bravo. Sono molto curiosa del nuovo brano, di sentire il nuovo brano. Grazie. Il titolo già si può dire o ancora è troppo No, presto? no, top va secret. bene. Te la lascio girare solo stavolta, la prossima volta che vieni lo voglio sapere. Ok. Ok? Lui mi dice sì, poi mi dirà sempre anche quella volta no, Mary, ancora no. Magari sarà già uscito. Lo speriamo. Bravo Francesco. Giulia, allora ritorniamo Eccoci qua, insieme. E anche per te, ricordiamo tu ce l'hai TikTok? Sì, sì. Ecco, anche tu sei una TikToker, una Sì, di quelle sì, che lo usa sì, tantissimo, sì. sempre. Io faccio belletti mi chiamo mongoli. Giulibella Su Official. TikTok? Sì, su Ok. TikTok Giulibella Official, su Instagram Giulibella06, su Facebook Giulibella e poi ho la pagina Giulibella Official Page. Perfetto, questi sono i contattini per raggiungere anche Giulia. Basta cliccare, comunque anche per Giulia ovviamente c'è la storia sulla pagina Instagram, andate e arrivate direttamente nel suo profilo. Allora, abbiamo qualcun altro da salutare? Perché mi ricordo che prima hai fatto i salutini. Sì, sì. C'è qualcun altro da salutare? Qualcun altro a No, cui la mia vuoi- amica Aurora saluto e poi tutte Tutti le quelli che persone ci che guardano. mi seguono, sì. E tutti coloro che ci stanno guardando adesso e ci stanno ascoltando Sì. soprattutto, Sì. e chi magari ci sta guardando in replica, dopo ricordiamo tutti i vari contattini. Con quale brano salutiamo Simo stasera? Guagliuncella. Simo Guagliuncella. Allora alziamoci all'impiedi, prendi pure il microfono e noi andiamo quasi in chiusura proprio con Giulia. Simo Guagliuncella. La sveglia che suona si va, ci cominciamo a preparare. A prima mattina quel trucco, ore annanzi allo specchio. Ho problemi e sembra lo stesso, si sa cosa mettere per ci fa guardare. La mia amica del cuore che aspetta già sta sotto portone pronto. Questi vighe ripariamo stelle, siamo femmine, tutto appresso ci vanno in vita. Siamo Guagliuncella, noi siamo più bella, per dente che ci piace camminare. Per noi si strada, sono sfilate e tutte quante ci vanno guardare. Siamo Guagliuncella, serenamente, tra una canzone non si può scordare. Facciamo casino, per dente quartiere, noi siamo belline che sta città. Cantiamo tutte sti canzoni
Giulia Grazie. Bella, ragazzi, alziamoci tutti. Alziamoci. Ne è un sito strano, Tesoro, lo so. prima di fare questo, che ci prometteva per mesi, saluto l'amico, si chiama Puven. Aspetta tu con la E foto. noi lo prima chiamiamo Bue, quindi Bue, Ma un poi, bacio. ma perché? Bue, Cioè, ma proprio la fantasia estrema della Come si mente chiama Bue? umana. Come si chiama? Bue, va bene, Bue. va Ah, bene. così è Allora, contento. mettiamoci in posizione foto, ragazzi, perché la foto. Manca il nostro Luigi. Luigi, ci manchi nella foto? Però ti taggeremo lo stesso. Quello che fa le prove con la mano, no. Ecco, cioè, veramente, stasera siamo alla frutta. Andiamo, scusate. Andiamo, posizione foto. Cheese. 20.000 foto? Ha il telefono nuovo, capito? Quindi lui al momento se io gli chiedevo una fotografia mi avrebbe mandato a quel paese, ma siccome è ancora in fase, come si dice quando usi hai una macchina, no, quando hai una macchina nuova e la devi rotaggio, grazie, non mi veniva la parola, proprio quella. No, non gingare, sono una donna elegante, va bene? Avanti. Ogni tanto mi manca, non è metà, è a metà puntata. No, inventatene qualcosa. Vabbè, mi invento qualcosa. Vabbè, me la invento, non ti preoccupare. No, la verità. Va bene. Allora, ragazzi, qualcuno ha una perla di saggezza? Una perla di saggezza? What's this perla di saggezza? Ve la faccio io la Tu hai perla. qualche perla? Io sì. Beh, diamanti che? No, c'ho la perla, va bene di perla. Prima volete fare qualche. brillantini. Qua ho gli Io posso sbrocchi. dire quello che dico sempre, che nella vita Aspetta! solo i fatti. Guardate solo i fatti. Punto. Proprio oggi i detti siculi stanno uscendo da tutti i pori. Che queste sono? Ogni volta non capisci? Ah, certo. Allora, prima di andare con il detto siculo della giornata, Sony, se hai un microfono da quel lato lo puoi esprimere anche con la tua nonchalance e il tuo verbo. Ah, non ne hai, va bene, ti salvi in calcio d'angolo. Guarda che c'hai il pelletto, guarda che c'hai lo spillino, Non si sente. Non si sente? Vabbè, Se Luigi l'ha sempre. Va bene, con il mio spinnacchiamento nei capelli che stasera. C'è Francesco che sta impazzendo. Siamo alla fine, ancora non ve ne Di andate. cosa vuole vedere Sony? Niente, parliamo, ragazzi. Forza, allora, cosa vogliamo parlare stasera? Allora, la perla di saggezza della serata è che Luigi ci è mancato e che, come ha detto Francesco, ha detto una cosa molto bella. Anche quando un giorno ritornerà la libertà, non dimentichiamoci dei veri affetti, perché le vere persone, quelle che vogliamo bene, sono davvero poche, anche se crediamo che in realtà sono tantissime, ma la nostra famiglia è sicuramente quella che sempre deve stare al primo posto. Grazie a tutti, ma oggi le cose, guarda, quando mi vengono così, sono da premio Oscar io. Mi autocomplimento da sola. Cosa di particolare? Va bene, noi in diretta con il salotto il prossimo martedì. Vi ringraziamo a tutti. Grazie a te. Grazie a tutti. Ciao ragazzi. buona serata. Ciao.